stata tanto annunciata e attesa, siamo finalmente all'inaugurazione della mostra di Giacomo Matteotti a Palazzo Roncale, che ne ricorda il centenario della morte. Aprirà domani dal 5 aprile fino al 7 di luglio. Presidente Gilberto Muraro della Fondazione Cariparo, cosa ci dice? Dico, voi sempre presenti ovviamente. Sì, siamo sempre presenti, tutti sanno che a Palazzo Roncale abbiamo questo filone di mostre rivolte a eventi, personaggi del territorio polesano, e quindi da questo punto di vista siamo nel solco di una tradizione ormai collaudata, e allo stesso tempo voglio sottolineare la singolarità di questa mostra dedicata a un personaggio che supera abbondantemente i confini polesani, è diventato un riferimento culturale e sempre di più dovrebbe esserlo a livello nazionale. Però naturalmente il Polesine ne ha, come dire, una proprietà particolare, essendo nato e vissuto qui. A Fratta Polesine poi è stato sepolto, quindi ci siamo sentiti come fondazione rappresentativa del territorio in dovere di partecipare in maniera anche massiccia a queste celebrazioni. Da un lato curando il riallestimento completo e una parte di restauro di Casa Matteotti a Fratta Polesine, e dall'altro lato sostenendo questa mostra che oggi si inaugura. È stata impegnativa anche perché ha richiesto il concorso di diverse fonti archivistiche. Abbiamo fatto un allestimento che spero sia veramente apprezzato, quindi ci siamo messi d'impegno e confidiamo che il numero di visitatori ripaghi questo impegno, pensando soprattutto al dovere che abbiamo di tramandare questa figura alle nuove generazioni. Ecco, e per la Casa Matteotti conosciamo una data di apertura? La data è il 10 giugno, quindi proprio in coincidenza con l'anniversario del delitto. Al curatore artistico della mostra, il professor Stefano Caretti, chiediamo quindi la filosofia a cui si è ispirato per questo importante allestimento. Beh, lo spirito è stato lo stesso che ha guidato la pubblicazione di un volume scritto insieme al quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda, Il nemico di Mussolini, storia di un eroe dimenticato, per la Solferino editrice, e cioè quello di restituire un Matteotti che non fosse soltanto la vittima, l'eroe, ma il personaggio vivo, la sua famiglia, i suoi affetti, la politica, la cultura, uomo che aveva grandi interessi, perché finora si è sempre parlato solo del delitto, accampando poi le tesi più fantasiose. Questo è stato anche lo spirito della mostra, per cui poi il visitatore ripercorrerà dall'ambiente, il Polesine, le condizioni disastrose, quelle stesse condizioni che spingono il figlio di una famiglia agiata a sposare le idee del socialismo, e poi la famiglia, come ho detto, i suoi vari impegni politici anche internazionali, ma anche le sue passioni, lo sport, canottaggio, la montagna, l'equitazione, e grandi interessi culturali, teatro, anche le prime esperienze cinematografiche. Poi naturalmente arriviamo anche alla parte finale, il delitto e i grandi funerali a Fratta, ma abbiamo voluto puntare, rispetto, molto sull'uomo.